Il Renatino sta bene. 3 kg. 3 kg. L'altro ieri pesava 3 kg. È la vita di Marie-Louise, che continua nel suo piccolo Renato, ma anche negli altri 4 figli che ha lasciato sconfitta lo scorso ottobre da un tumore alla mammella. Bambini che il papà Lambert, pur tra le 1000 difficoltà di una situazione difficile, sta crescendo con il sostegno di tanti, come l'associazione Amiche per la Pelle, che ha raccolto la generosità in un assegno da 5.000 euro innescata da una semplice domanda. Cosa possiamo fare? Ed è partita questa gara di solidarietà, abbiamo aperto un conto corrente nel quale tantissime persone veramente hanno donato tanto. Con il sostegno di tutti possiamo veramente fare in modo che questi bambini possano crescere bene. La consegna nella sala di rappresentanza del municipio di Vittorio Veneto, che sostiene quotidianamente Lambert e i suoi 5 figli. Una solidarietà concreta, testimonianza di una corretta integrazione per la quale Lambert sottolinea. Sento tanto la parola razzismo qua, gente così, ma veramente è una parola da togliere, perché chi si sa integrare fa una grande vita insieme ai veneti. Un grande abbraccio per un uomo che sta affrontando forse una delle prove più dure della vita, con una determinazione unica. Ti hanno definito una roccia. Si riesce ad essere una roccia con tutti questi figli da mandare avanti da solo? Una roccia è una parola un po'... L'unica cosa che posso dire è che ho fiducia in me e, come ho sempre detto, che darò il massimo per loro. Ma a volte anche le rocce sanno piangere. Ti farà 10 anni, come racconterai a Renato tutta questa storia? No, l'unica cosa che dirò a Renato fra 10 anni è che ha avuto una mamma fantastica, che si è sacrificata per lui e che lui cercherà di dare il massimo, perché è quello che sua mamma desiderava di tutti i suoi figli.